Paolo Tiozzo, copresidente Alleanza delle Cooperative Italiane, siamo all'ultimo giorno di questi Stati Generali della Pesca del Veneto. Da quello che si sente, da quello che si percepisce, tutto è andato nel migliore dei modi. Se qualcuno mi chiedesse come immagino di gestire la pesca, io direi così. Ci sono tutti gli elementi in questi stati generali dell'Alto Adriatico per cui si possa davvero creare un progetto sperimentale, perché il progetto della gestione della pesca per il Mediterraneo è questo distretto. Lo si percepisce da chi ha partecipato, dalla qualità di chi ha seguito i lavori, dalla capacità anche di interpretare quelle che sono le necessità di oggi e perciò la salvaguardia dell'ambiente innanzitutto, ma senza però scordarci che ci stanno gli altri due aspetti fondamentali che sono quelli sociali ed economici. Parlando di appello, che in queste ore, in questa ultima sessione di lavori verranno fatti in più occasioni, mi sento di dire anche alle cooperative e a noi associati di questo territorio. Sta passando un treno, questo è il treno, non so se sia l'ultimo, però è un treno che ci deve permettere di entrare a pie pari in quello che deve essere la gestione della risorsa, perché l'alternativa a questa tipologia di gestione è chiudere la pesca, non c'è un modello alternativo e la salvaguardia dell'ambiente e della risorsa non è messa in discussione. Perciò dobbiamo entrare a pie pari, lo stiamo facendo, molte delle nostre realtà sono già evolute in organizzazione produttori, chiediamo questo ultimo sforzo, saliamo, diventiamo locomotiva di quello che è lo Stato italiano, il distretto deve essere locomotiva per poi trascinare altri territori ad un'evoluzione che la pesca italiana deve obbligatoriamente fare, perché non siamo disposti a mollare l'osso, ovvero a lasciare il nostro lavoro.